Amici sportivi, buonasera, eccoci in uno dei nuovi spazi di Sport in Casa, una rubrica che racconterà, come stiamo già facendo, emozioni che meritano di arrivare a casa vostra, perché parliamo di sport, parliamo di uomini, parliamo di grandi gesti atletici, parliamo di sogni. E questa sera parliamo appunto di tutto questo con Mattia Busato. Grazie Mattia per essere qui con noi. Buonasera a tutti, grazie a te. Mattia è un karateka nato a Milano nel 93. Il suo sogno è quello di approdare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, però non sveliamo troppo, ne parleremo nel corso delle 2 puntate che dedicheremo a te. E allora iniziamo un attimo a capire. Intanto raccontaci qualcosa in più sulla tua disciplina. Certo, allora il karate è un'arte marziale giapponese, ha 2 specialità che si vedranno alle Olimpiadi. Il kata, che è questo combattimento simulato che i giapponesi usavano come modalità per tramandare le tecniche di karate, e dopo c'è il combattimento, quindi l'incontro tra 2 persone. Mattia, tu nel 2012, all'età di 19 anni, hai vinto il tuo primo titolo italiano assoluto. È stato quello un attimo il momento della svolta, perché tanti sacrifici, tante ore passate ad allenarti, e il momento in cui hai vinto la prima gara importante, come ti ha cambiato? È stato il coronamento di un lungo percorso. La prima gara a livello italiano la si fa da esordienti e io l'ho fatta nel 2006. Diciamo che ho fatto un percorso giovanile molto bello. Ecco, poi nel 2014, quando ancora eri tesserato con la Germinal Sport Target, hai vinto da debuttante l'Europeo. Avevo appena finito la categoria Under 21, sono arrivato tra i grandi e mi sono subito imposto, quindi è stata una cosa veramente molto bella. E insomma, tutto questo ti sta preparando, ti ha forgiato e ti sta forgiando per il tuo grande obiettivo, che l'abbiamo detto all'inizio. Qual è? Certo, l'Olimpiade. L'Olimpiade che si svolgerà l'estate prossima, ad agosto, e sarà sicuramente un'esperienza incredibile. E allora invito i telespettatori a ricordarsi di questo volto qua, di questo viso. Domani sera approfondiremo ancora la sua storia, in attesa appunto di vederlo sui grandi schermi e sui grandi palcoscenici di Tokyo 2020. Grazie mille e buona serata a tutti. A domani!